Presidente Serracchiani, dopo 6 anni riapre l'ospizio marino, perché ha ritenuto doveroso esserci? Intanto perché è una promessa mantenuta era una richiesta forte che arrivava da Grado, da tutta la regione Friuli-Venezia Giulia, ma in realtà anche da altre regioni italiane, perché qui sono tante le persone che negli anni avevano trovato un luogo dove fare terapia, riabilitazione, dove trovare anche delle persone insomma, che li accudissero. La chiusura è stata una ferita profonda per Grado, per la nostra regione, ed era una promessa quella di riaprire. Oggi siamo qui, io devo ringraziare il mondo della cooperazione, l'azienda sanitaria, l'assessore Telesca, è stato veramente un gioco di squadra con le banche per i finanziamenti, e la cosa che mi piace anche ricordare è che siamo riusciti a riassorbire 33 dei dipendenti che lavoravano nella struttura, e questa struttura, una volta che entrerà a pieno regime, darà anche altri posti di lavoro, quindi importante anche per l'economia locale. Parlando di prospettiva, quali sono le ragioni del suo ottimismo? Intanto a questa struttura abbiamo dato l'accreditamento e 20 posti per la RSA, e questo significa che è una struttura che si inserisce perfettamente all'interno della riforma della sanità. Abbiamo creduto fin dall'inizio che fosse così, anche quando la struttura di fatto esisteva solo sulla carta, e ora siamo stati premiati perché c'è una grandissima richiesta e c'è anche la possibilità davvero di inserire questa struttura in una sinergia piena con altre strutture del territorio regionale. Assessore Telesca, durante la cerimonia di stamane la Presidente Serracchiani le ha rivolto un ringraziamento particolare per il suo ruolo, così ha detto, da cuscinetto. Potrebbe riassumere questo ruolo negli ultimi anni? Diciamo che oggi è una giornata importantissima, ma siamo arrivati a questo traguardo non semplice, perché il sistema è molto complesso. Abbiamo ereditato una situazione che era piuttosto intrigata e anche bloccata. Questo è un traguardo che è frutto di tantissimi contributi di tutti quelli che sono oggi stati ringraziati, però sicuramente in un sistema complesso bisognava trovare l'accordo su tante cose, bisognava riscrivere alcune regole. Tra l'altro è proprio intervenuto tutto questo dopo la riforma sanitaria, che aveva preso in mano tutto il sistema degli accreditamenti, quindi regole nuove, e quindi abbiamo anche lavorato molto. Hanno lavorato le persone che stanno nelle aziende sanitarie, nella regione, che si occupano di queste cose, insieme però alle cooperative, insieme a tutti, alla collaborazione di tutti, e finalmente siamo arrivati a questo. È stato anche frutto di mediazioni, di capacità di applicare le regole nel modo più corretto, che non è semplice perché il nostro sistema è un sistema molto condizionato e regolamentato, giustamente, però bisogna avere anche la capacità di applicare le regole in tempi anche accettabili. Questo è stato fatto, credo che sia la dimostrazione che anche la pubblica amministrazione può lavorare bene avendo a cuore obiettivi importanti. In questo caso erano obiettivi che non solo riguardano una comunità, perché come si è visto oggi qui c'è sentimento, c'è passione, aveva un valore che andava al di là di quello che è la semplice prestazione per le persone disabili. Era veramente un punto di riferimento anche per la comunità gradese, per i lavoratori e credo per tutta la regione sicuramente.